Allora, il nostro scopo è fare conoscere il territorio attraverso la bicicletta. Siamo su un territorio pazzesco per via della bici, perché è proprio il massimo che si può ottenere dal territorio, la natura, i posti, tutto quello che è praticamente la possibilità di girare sui nostri territori. È il terzo anno che lo facciamo. Il secondo anno che probabilmente partiamo con il discorso del Covid, però insomma cerchiamo di mantenere un po' le distanze, partenze scaglionate, quindi noi siamo fiduciosi che dal prossimo anno si possa fare un evento ancora più grande e ancora più partecipato. Allora abbiamo tutto il territorio di Pederobba, ci spostiamo verso il Piave, facciamo tutto il lungo Piave, ci spostiamo nel territorio di Cornuda con la Rocca e tutta la zona diciamo della foresta dietro alla Rocca, dopo andiamo a Monfumo, il lungo va anche verso Possagno, Cavaso, il corto torna un'altra volta a Pederobba. Anzitutto è importante dire che questa è la prima festa dei Marroni del Monfenera post pandemia, un grande sforzo organizzativo, un grande impegno, per cui diciamo un grande grazie alla Pro Loco di Pederobba e ai suoi straordinari volontari. Come amministrazione, come assessore alle associazioni, ci siamo stati e ci saremo sempre. Abbiamo voluto fortemente che in questa domenica ci fosse un evento particolarmente importante nell'ambito del cicloturismo per dare il senso degli investimenti che stiamo facendo in questi anni. Abbiamo portato mountain bike Terre di Asola e Montegrappa qui a Pederobba, con partenza e arrivo proprio dall'area della festa dei Marroni di Monfenera, e oggi oltre 150 cicloturisti sono qui a godersi le bellezze del nostro territorio. È un primo importante passo verso l'obiettivo di diventare hub del cicloturismo per questa zona.